Mancata concessione del diritto di precedenza tra due auto alla rotonda. Il diverbio, la colluttazione, uno dei due con un morso stacca parzialmente un orecchio all'altro, la moglie tenta di sedare la lite, le prende pure e da lì la corsa all'ospedale. Accade ad Agrigento, protagonisti un 54enne agrigentino e la moglie di 56 anni, entrambi finiti al pronto soccorso del San Giovanni di Dio, e un uomo di 59 anni di Porto Empedocle che rischia adesso la denuncia alla Procura della Repubblica. È accaduto ieri alla rotonda che si trova nei pressi del centro commerciale di Agrigento. Un fatto di cronaca che evidenzia come esista una emergenza violenza che non è solo legata alle risse tra giovani, ma che induce a pensare quanti di questi comportamenti possano accadere in famiglia e sdoganare dunque per i più giovani esempi che scatenano poi la brutale aggressività. C'è in questo senso da fare una profonda riflessione su quanto bisogna fermarsi e ripensare a quei limiti che, se da un lato permettono l'apertura di nuovi orizzonti, dall'altro devono sempre tenere conto del rispetto della persona e della tutela dell'integrità personale. Diritti che rientrano nel diritto, e il diritto oramai divenuto sconosciuto, vilipeso, sminuito. Se dunque è sacrosanto e sancito dalla legge dare la precedenza a chi proviene dalla destra, è altrettanto vero che nessuna norma autorizza ad aggredire e staccare un orecchio a chi non lo fa. Ci limitiamo in questa sede a manifestare il nostro pensiero secondo cui una società votata al progresso e non al regresso non può consentire il verificarsi di episodi del genere.